Ragazzacci, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi insegnerò come creare bensì una scultura di un leone per le vostre ville, o per se volete fare un museo come quello di Londra potete metterci questo leone che veramente viene fuori veramente bello. Allora, all'inizio dovrete fare una base, allora di 1, 2, 3, 4, 5, una 4x3, poi prendete gli scalini e fate il contorno. Ovviamente questo sarà il piedistallo dove andrà il leone. Bene, forse sarà anche un po' di più, ma dopo vedrò. Forse vabbè, fate un 5x3 per sicurezza, perché non mi ricordo più. Ok, bene. Scusate se sentite le campane, ma abito vicino alle campane, quindi ecco. Ok, fate così. Dopo decidete voi che materiale usare per il piedistallo o per le altre cose. Allora, bene, finito. Io allora aspetta, finiamo tutto il piedistallo, dopo vi illustro. Allora, io per fare il leone una volta ho utilizzato il legno, però non viene un bel effetto, quindi io utilizzo il 4 e il quarzo e il mattone dei Nether fatto con i Nether Blocks. Ok, se si carica, no. Sta piovendo e non so cosa farne veramente. Ok, bene, quindi possiamo cominciare. Bene, allora, come vi dicevo prima, se dovete fare una scultura, io vi consiglio o questi due blocchi, il quarzo e i mattoni del sottomondo, o se proprio volete farla bella, l'arenaria e l'arenaria rossa. Ma potete io adesso proverò a farlo, di legno, che è venuto bene l'ultima volta che l'ho fatto, oppure lo farò di arenaria rossa e mattoni di pietra bianca. Vabbè, ok, iniziamo. Dobbiamo fare questi due, aspettate che abbiamo anche i mattoni. Bene, allora, e anche gli slab di tutti e due. Ok, bene, fate così, 1 e 2. Bene, io direi anche farlo un po' più indietro. Aspettate che prendo. Ok, bene, 1, 2, anzi no, ora giusto, guarda, 1, 2. Allora, fate così. Allora, su questo dovete farlo indietro di 2 e poi mettere qua. Allora, ok, da qui voi fate così, e la stessa cosa di questo qua, e anche dall'altra parte. Quindi allora sarà così, bene, ok, e ora non vi resterà che coprire il tutto di mattone. Bene, come vedrete si è già formato la base. Bene, usando la base fate questo passaggio che sto facendo io. Allora, iniziamo qui, dovete mettere così per fare il criniera. Bene, sta venendo veramente bene, non pensavo che questo materiale venisse bene, no, vabbè, perché non venisse bene. Ok, vedete, questo leone è quasi pronto, gli manca la coda.
Aspetta che stesso un problema qui, perché mi fa sta roba, vabbè, mi fa questo fatto, vabbè, basta fare così, ok, anche questo sarà la schiena. Bene, andiamo a fare appunto la coda, che sarà così. Mettiamola qua, perché sennò mi toccherà fare tutto il resto. Ok, la coda sarà così. Ok, ecco qui il vostro leone da una vostra statua da leone. Bene, allora io direi anche di modificare le zampe e fare così, anzi no. Bene, ora cosa sto facendo qui? No, oddio, ragazzi, io non sto toccando niente, è partito Minecraft, adesso sto distruggendo tutto. E abbiamo rilato la grande, quindi ora ci toccherà ricostruire. Vabbè, ci vediamo dopo quando lo ricostruirò. E allora ragazzi, ho failato totalmente perché pensavo di stare registrando, invece non è così, ma vabbè. Allora, mi stavo mostrando come fare una casa medievale. Allora dovete prendere i blocchi che volete fare così, come vedete nel disegno, delle sorte di piramidi. Dopo non mette copyright illuminati, ok? Ci sono sempre le ragazze. Bene, dobbiamo fare qua così, ok. Bene, allora, spero che sia una bella casa medievale. Vi voglio mostrare una cosa. Qui andiamo a chiudere. Bene. Chiudere qua così. In questo tutorial stiamo facendo tutte cose medievali, tipo come il leone e le sculture. Bene, ok, qui possiamo anche mettere anche qui, cioè non sembra tanto medievale, però nel medioevo non bisogna mettere sopra le porte, ma anche il suo effetto. Ok, andiamo qua così. Il materiale, gli scalini del materiale che avete deciso di fare, che avete deciso di costruire. Bene, ok, siamo già ottenuti. Vabbè, ok, voi dovete continuare come ho fatto vedere adesso per tutti i lati, finché non avete un risultato abbastanza decente. Ora vi mostro un'altra cosa che mi piaceva, perché allora voi vi siete costruiti un bel castello medievale di tutto rispetto e ok, avete deciso, queste qui sono le porte del castello, ve le corro dopo, ve le farò vedere. Bene, ok, questo è il risultato, è anche smesso di piovere, quindi vai, va bene. E ora, se vi stanno assaltando il castello in un server, voi potrete fare semplicemente questa cosa. Prendete è veramente semplice da fare, i cosi, cioè anche, penso che molti di voi già la sapranno. Bene. No, ok, failato proprio benissimo, così
così se qualcuno tenterà di saltare la porta del villaggio e si aspetterà una bella sorpresa. Ok, bene. Questo non è un danno perché allora il delinquente penserà di appunto vede la trappola e fa e crede che voi che siete stupidi, quindi non l'avete visto, quindi non sapete nemmeno fare una trappola. Invece è molto semplice, perché allora questo quelli che appunto solcherà le porte, aspettate un attimo, a meno che ragazzi per sbaglio nell'attesa sono inciampato e quindi bye bye. Va bene, come abbiamo visto prima, questo sistema per appunto il tizio che appunto pensa che non ve ne siate accorti, che lui si è accorto, mettiamoci che penserà bene, ok, adesso l'importante adesso si distrugge il villaggio da solo, visto io posso scappare, visto che ci sono solo quei due lati che hanno le TNT, invece no. Bene, questo bandito, possiamo dire saccheggiatore, si troverà una bella sorpresa, perché penserà che appunto sia riuscito a scappare e appunto morirà malamente. Quindi bel questo bandito. Bene, ok, finisco la costruzione e ci vediamo dopo. Sarà questo il finale. Ok, questo è come il ponte che ci sarà. Bene, come vi ho detto prima, che purtroppo è andato tutto in fumo, mi dispiace tantissimo, ma vabbè, mettete qui in fila, ecco, vedete quale sarà il proverà a scappare, ma questo sarà il risultato. Un po' di sofferenza e morirà. Quindi allora vi ricordo, intanto mi si è buggato Minecraft, ma vabbè, vi ricordo che se questo video vi è piaciuto lasciate un like, e se volete altri video del genere a 10 like ve li farò, e mi raccomando iscrivetevi al canale e commentate. Noi ci vediamo al prossimo video e adios amigos.